Benvenuti ad un'altra puntata del Mondo che vi sorride della Scoop Travel, la vostra agenzia di viaggi che si trova nel cuore del Vomero in via Bernini 9091 e in via Tino da Camaino numero 16. Ho detto bene? La introduco subito. Dottor Francesco Spinosa, titolare dell'agenzia Scoop Travel. Tutti e tre i numeri perfetti. Perfetti. Anzi, mi diamo pure una piccola giocatina, è probabile che vincete. Ma in queste puntate noi stiamo cercando un po' di rivalutare quello che è il nostro patrimonio, perché spesso con Francesco nei nostri incontri in agenzia ci siamo detti: è possibile, noi a Napoli, in Campania, abbiamo tutto, abbiamo la cultura della canzone, abbiamo la cucina che sicuramente è tra le più invidiate del mondo, abbiamo un patrimonio artistico di chiese, di monumenti straordinari, eppure siamo riconosciuti sempre per le stesse cose e ahimè anche a volte negative. E allora siamo qui innanzitutto per proporvi un sogno, una crociera, il sogno un po' di tutti, una crociera che si terrà grazie alla Scoop Travel dal 16 al 23 ottobre 2009 a bordo della MSC, una delle più esclusive navi da crociera, ma questa è esattamente la seconda crociera della canzone napoletana. E questo perché? Da un'idea proprio di Francesco Spinosa. Allora vogliamo ricordare brevemente come nasce quest'idea? Brevissimamente, cioè in realtà noi dal 16 al 23 ottobre... Perdonami Francesco, vorrei prima introdurre i nostri ospiti, mi sembra giusto perché insomma abbiamo veramente due ospiti di eccezione. Sono il professor Aldo De Gioia, da sempre un cultore della canzone classica napoletana e uno studioso, e il professor Carlo Postiglione, presidente dell'associazione culturale Megaris, e quindi è un po' quello che insieme a Francesco Spinosa sta organizzando tutta la crociera anche a livello di artisti. Allora, come ha introdotto, come ha detto nella prima parte di questa trasmissione, in realtà della Campania e di Napoli si parla solo in modo negativo, invece abbiamo, e questa è proprio la cosa strana, abbiamo un paesaggio incantevole, abbiamo una storia eccezionale, eppure tutto questo non riusciamo a trasformarlo in prodotto. Che significa? In termini di marketing, avendo una materia prima eccezionale, non riusciamo alla trasformazione, per poi non riusciamo nemmeno alla distribuzione, quindi non riusciamo ad offrire tutto questo patrimonio per essere fruibile. Che potremmo vivere di turismo tranquillamente. È vero, le colpe di chi sono non è nostro compito stabilirlo, non perché altrimenti ci giriamo, anche perché non si fa altro per televisione e sui giornali che dire sempre le stesse cose, cioè elencare le colpe e tutti i problemi, però nessuno si tira sulle maniche e si comincia a lavorare. È vero. Noi è proprio questo che vogliamo fare, vogliamo solo lavorare per portare nel mondo la nostra canzone e la nostra tradizione. Quindi in questo, per quanto riguarda il settore culturale, non poteva avere secondo me migliori amici, collaboratori, non so, persone che mi stanno aiutando in questo evento, e quindi ho il privilegio di avere il piacere con me il professor De Gioia e il professor Postiglione, che mi hanno assecondato in questa mia follia. Tua pazzia. Sì, perché prima parlano tutti male, allora io dall'improvviso mi sono uscito, no, ma abbiamo delle cose bellissime che bisogna portare fuori. Che poi voglio ricordare che telefonando al numero in sovraimpressione allo 081 558 6222, prenotando la vostra cabina, avete la possibilità di effettuare questa crociera meravigliosa, e dopo parleremo anche dei porti che toccherà l'MSC, e soprattutto anche di portare a casa un meraviglioso kit da viaggio targato Scoop Travel, soltanto se state vedendo questa trasmissione su Televomero. Telefonate al numero in sovraimpressione. E poi vi ricordo che in questa crociera della musica napoletana avremo a bordo degli artisti straordinari quali Mario Maglione, Antonello Rondi, Monica Sarnelli. E a proposito di questo, professore, si farà un po' di cultura della canzone classica napoletana, giusto? Lei che la studia da tanti anni, ecco, in sintesi, lo so che è difficile perché ci sarebbe da fare intere trasmissioni sulla canzone classica napoletana, ma secondo lei quali sono gli spunti migliori per poter prendere un po' la mente dei turisti, non solo quelli napoletani, soprattutto quelli che vengono stranieri in crociera? Sì, indubbiamente, come lei ha detto, non basterebbero, direi, anni per parlare della cultura napoletana, però ecco, possiamo tentare una rapidissima sintesi proprio attraverso la canzone, perché la canzone napoletana attraversa tutta la nostra cultura, quindi perlomeno seguendo i testi di eminenti storici del passato come Strabone, Stazio, Plutarco, hanno lasciato delle tracce importantissime
hanno scritto sulla cultura napoletana e sulla canzone che risale all'epoca greca e quindi che poi con una certa trasformazione attraversa tutta l'epoca romana, quindi l'epoca repubblicana, l'epoca impero, l'alto medioevo. Sì, i barbari per esempio non riuscirono a affermare che era l'espressione della canzone e del teatro napoletano, perché il nostro teatro è antichissimo ed è grande, ecco, è inutile cercare di trovare parole diverse, no? È grande il teatro napoletano. Ma i nostri artisti che saranno in crociera, secondo lei, riescono, ecco, riescono a trasmettere queste emozioni? Certo. Lei conosce bene Mario Maglione, Antonello Rondi, Monica Sarnelli. Definendoli artisti vuol dire che sono bravi. L'artista è l'attore che è diventato bravo, altrimenti non è artista. Allora, gli attori napoletani, intesi anche come cantanti, sono artisti, il che vuol dire che sono molto bravi. Ecco perché dicevo sono grandi. Eccoli qua, li vediamo infatti nella prima crociera Monica e Mario. Di questi personaggi che poi onorano l'arte napoletana, insomma. Ecco. Tornando alla domanda che lei mi ha fatto, attraverso queste epoche lontane, quindi l'Alto Medioevo, poi il Medioevo, abbiamo subito personaggi importanti come Federico di Svevia, per esempio, oppure Manfredi, che parleranno di varie espressioni della canzone, che ne avevamo una scuola proprio della canzone napoletana in quel tempo. E mano a mano salendo, che adesso manca poi, Francesco. Sì. Che adesso manca. Questo è un altro grande problema della nostra città. Quindi, perché persone come il professore potrebbero tenere corsi e lezioni tutti i giorni.